Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Vorrei iniziare rapidamente con un video che ci fa vedere un fenomeno che è accaduto qualche notte fa, precisamente verso le 2 di notte, quando un bolide è entrato nell'atmosfera a circa 80 km di altezza e si è visto appunto nel nord-est questo lampo luminoso con boato anche collegato che è un po' impensierito, ma come dicevo si è trattato di un fenomeno che può accadere e nulla è poi anche sceso al suolo. Tornando invece al meteo, cosa possiamo dire? Possiamo dire che è presente una figura di alta pressione che sta in qualche modo preservando il tempo sul nostro territorio. Tuttavia bisognerà fare i conti con una saccatura proveniente dal nord Europa in avvicinamento sul nostro territorio, con la quale appunto bisognerà fare i conti già a partire dal prossimo fine settimana e ancor più anche nella prossima settimana. E proprio per capire il tempo che ci sarà tra sabato e domenica volevo aiutarmi con delle mappe che ci vengono offerte dagli amici di centrometeo.com che ci fanno vedere la distribuzione delle precipitazioni anzitutto per la giornata di sabato. Possiamo notare infatti la presenza di precipitazioni segnatamente sui settori occidentali delle Alpi, anche su parte degli Appennini settentrionali, quelli meridionali tra Calabria e Sicilia, qualcosetta anche nel nord della Sardegna localmente intenso e fenomeni molto più intensi come potete notare alla volta della Francia, e proprio con questo bisognerà fare i conti. Passiamo alla mappa relativa alla domenica, quando tutto un po' si sposterà verso oriente, anche se concentrato soprattutto nel nord Italia. Potete notare maggiori fenomeni in corrispondenza delle Alpi, del nord-ovest, segnatamente su alcune aree pianeggianti del Piemonte e dell'Emilia, e fenomeni più intensi appunto in corrispondenza della Svizzera. Quindi bisognerà fare i conti con un peggioramento del tempo che potrebbe manifestarsi maggiormente anche all'inizio della prossima settimana. Come dicevo, ringraziamo gli amici di centrometeo.com che ci hanno offerto queste mappe. Per ora è tutto e ci sentiamo nel prossimo appuntamento.